L'export del Made in Italy fa il conto con l'entrata in vigore dei nuovi dazi americani, ad esserne colpiti principalmente formaggi e salumi, graziati invece i vini italiani. Salvi quindi Prosecco e Pinot Grigio, ma anche i nobili rossi veronesi, Valpolicella e Amarone. Un comparto che traina l'export nazionale in America, dove un terzo delle bottiglie sugli scaffali è veneta e metà delle quali è spumante. Per l'ennesima volta è stato graziato il nostro settore vinicolo. Questo ha fatto sì che comunque tutto il 2020 si sia lavorato relativamente bene anche sui mercati esteri, soprattutto naturalmente negli Stati Uniti. Le perdite sono abbastanza limitate, anzi devo dire che se poi alla fine si è chiuso con un più 2,8% per quanto riguarda la DOC e più o meno alla pari sulla DOCG, sta a significare che comunque tutti i mercati, compresa l'Italia, hanno fatto la loro parte. Un settore strategico per il Veneto, dove proprio la glera fa la parte del leone, occupando una superficie evitata pari a 36.000 ettari, a seguire invece il Pinot Grigio con 16.000 ettari. I dazi sappiamo che comunque sono un danno a prescindere e lo sanno bene i comparti del lattiero-caseario piuttosto che i salumi ed altri che sono stati colpiti o anche altri stati che stanno vivendo questo problema, e perciò non sono sicuramente un modo per cercare di aprire sia i mercati e venire incontro alle esigenze dei produttori. Tra i prossimi obiettivi un dialogo con il nuovo scenario politico americano per garantire libera circolazione anche alle altre eccellenze Made in Italy. All'orizzonte inoltre altri ambiziosi mercati per le bollicine più apprezzate al mondo. Sono mercati ancora da esplorare, come il mercato asiatico, al di là del Giappone che è un mercato maturo, Singapore o altri mercati che già siamo presenti, ma la famosa Cina che tutti ci aspettiamo che prima o dopo possa partire, seppur chiaramente con tutte le difficoltà e comunque con un'impreparazione che loro hanno ancora alla cultura della bollicina, ma prima o dopo sicuramente sarà un mercato interessante come il mercato del africano, col Sudafrica in primis, o il Sud America, dove ci sono comunque anche le temperature stesse che possono facilitare il consumo del prosecco.